Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Senza danni a persone e cose, lo sciame sismico nel Belice, la sindaca di Montevago, riaffiorano i brutti ricordi del catastrofico terremoto del 68, ma stiamo facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza. Palermo, attesa carica di tensione per i 400 operatori del call center ex Almaviva. A meno di una nuova proroga della cassa integrazione, dal 1 gennaio saranno tutti a casa senza ammortizzatori sociali. A Caltanissetta ansia senza fine per le 14 famiglie del centro storico sgomberate dalle loro abitazioni per lesioni agli edifici. Neanche per Natale sono riuscite a rientrare. Celebrati a Palermo i funerali di Maria Ruggia, rimasta per 8 giorni su una barella all'ospedale Ingrassia di Palermo. Per i medici del Cimo, attese così lunghe nei pronto soccorso siciliani non sono un'eccezione, ma quasi sempre la regola. Pannolini al posto di cuscini. È successo all'ospedale San Marco di Catania. Il primario spiega si trattava di una barella, in nessun pronto soccorso sono previsti cuscini. Spettacolo a Taormina, i 60 bambini del piccolo coro, protagonisti di un emozionante show al Palacongressi, una realtà che da 16 anni riceve consensi anche dagli adulti. A Siracusa, standing ovation per Pipino il Breve, la commedia musicale di Tony Cucchiara, protagonista Tuccio Musumeci. A gennaio arriverà a Catania. Calcio, salva, almeno per il momento, la panchina di Dionisi. La vittoria di misura sul Bari non risolve i problemi del Palermo, che continua a faticare. I tifosi contestano squadra e società. Bentrovati, sciame sismico a Montevago nella valle del Belice, fortunatamente nessun danno, ma il flashback del catastrofico terremoto del 68 torna alla memoria di tanti. La sindaca ha emesso un'ordinanza per attuare ogni azione utile a fronteggiare l'eventuale emergenza. Orazio Longo. 11 scosse in poche ore, tutte al di sotto di magnitudo 3. Per fortuna niente danni, ma a Montevago, paese della Valle del Belice, in provincia di Agrigento, lo sciame sismico smuove il ricordo tremendo di quella notte di gennaio di 56 anni fa. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per porre in essere, così ha scritto, ogni azione utile a fronteggiare l'eventuale emergenza e ha attivato il centro operativo comunale. Per intanto mettere in rete le figure che in questi casi devono essere operative subito e devono essere allertate. Quello che è accaduto in questi 2 giorni un po' preoccupa per il semplice fatto che lo sciame è stato composto ed è composto da più scosse quasi in continuazione, e perché è molto vicino al paese, anche se stiamo tenendo tutto sotto controllo. Sindaco, quando sentiamo la parola terremoto accostata a Valle del Belice, il ricordo, come dicevamo, torna subito a quel maledetto sisma di magnitudo 6.4 che nel 1968 distrusse diversi centri abitati, tra cui la stessa Montevago, provocando centinaia di morti e migliaia di sfollati. Come vivete voi questo momento? Con la preoccupazione di quello che è stato, anche perché molti di noi ne hanno memoria, anche se erano molto piccoli. Il fatto che siamo in un periodo a ridosso di quell'evento, ricordo a tutti che parliamo del 15 gennaio. C'è però una differenza. Rispetto al 1968, il paese oggi è più sicuro. Le case sono state ricostruite, sono tutte antisismiche. Abbiamo fatto un controllo, una verifica dei luoghi, ma non è accaduto assolutamente nulla. Questo sicuramente oggi ci fa stare un po' più tranquilli. Ripetiamo, nessun danno a persone o cose. Palermo, ultima chiamata per i 400 operatori del call center ex Almaviva. Oggi è il giorno della verità. Scade il 31 dicembre l'ultima proroga alla cassa integrazione. Dal 1 gennaio saranno tutti a casa senza alcun ammortizzatore sociale. Maglio viola.
Ultima chiamata per i 400 operatori del call center ex Almaviva di Palermo. Oggi è il giorno della verità, scade infatti il 31 dicembre l'ultima proroga della cassa integrazione. Dal 1 gennaio saranno tutti a casa e senza alcun ammortizzatore sociale. Sono due le convocazioni al photo finish, una al tavolo al Ministero del Made in Italy questa mattina, la seconda convocazione alla Regione Siciliana nel pomeriggio, quando gli emissari dell'isola porteranno il risultato da Roma e presenteranno quel che la Regione può aggiungere per evitare il disastro. Lavoratori e sindacati sperano in una proroga della cassa integrazione sotto forma di ammortizzatore sociale straordinario, ma i fondi per far questo deve trovarli la Regione nel proprio bilancio e al momento non sembrano esserci spazi di manovra. Le uniche misure in campo possono riguardare il recupero di un centinaio di addetti ai call center da parte della Regione attraverso partner a cui sono stati affidati i servizi, come ad esempio quello sul caro voli. Ma si tratta di una misura marginale di lunga e difficile attuazione e che comunque lascerebbe fuori almeno 300 lavoratori, forse 250. Per questo proprio la Regione continua a fare pressing su Roma per ottenere una proroga della cassa integrazione comunque molto complessa. In attesa dell'incontro del pomeriggio, i lavoratori Almaviva scenderanno in piazza per sostenere con un sit-in la loro vertenza. Una situazione che ad oggi non sembra avere una soluzione, restano però 4 giorni per trovarne una percorribile. Con lo slogan "una risorsa e non un corpo da tagliare", questa mattina davanti alla prefettura di Catania si è svolto un sit-in dell'Unione Sindacale dei Vigili del Fuoco, il cui impegno è stato fondamentale per la collettività nei giorni del maltempo appena trascorsi. Queste le loro richieste. Dobbiamo sollecitare il governo a rinnovare il nostro contratto, che ormai è quasi 3 anni che è scaduto. Vogliamo la tutela sanitaria completa, vogliamo i nostri arretrati, perché ogni qualvolta che vengono rinnovati i contratti scompaiono le nostre economie. Vogliamo che vengano aumentati gli organici, perché gli interventi sono aumentati a dismisura, abbiamo organici striminziti. Vogliamo che le sezioni navali e i sommozzatori vengano rimpinguati, perché sono in via di estinzione e sappiamo tutti che sono beni essenziali, così anche gli altri beni essenziali dello Stato devono essere rimpinguati, perché sentiamo che sono in molte difficoltà ogni qualvolta che ci sono grosse, criticità. A Caltanissetta continua l'incubo per 14 famiglie del centro storico che 20 giorni fa sono state sgomberate dalle loro abitazioni per improvvise lesioni agli edifici e che neanche per Natale sono riuscite a rientrare. Rita Cinardi. Da 17 giorni sono fuori dalle loro abitazioni, hanno trascorso il Natale fuori casa e la stessa cosa avverrà anche per il Capodanno. È un incubo senza fine quello che stanno vivendo 12 famiglie di Via Redentore, una delle strade principali del centro storico di Caltanissetta, che erano state costrette ad abbandonare le loro abitazioni in seguito ad improvvise lesioni all'interno dell'edificio. Crepe sui muri, cadute di calcinacci improvvise e l'impossibilità di riaprire le porte avevano fatto scattare l'allarme. Poi l'intervento dei vigili del fuoco e da lì l'ordinanza di sgombero. Ancora oggi le famiglie sfollate abitano da amici, parenti o B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale e tra loro anche anziani e disabili. Io sono gravemente malata e per cui ne creo ancora di più un disagio al mio corpo, alla mia disabilità e tutto. Non sappiamo ancora se rientriamo, se usciamo ancora. Dai 7 giorni che ci avevano detto a tuttora oggi abbiamo tutto un mondo interrogativo. Non va meglio ad altre 2 famiglie di Vicolo Scilla, strada immediatamente dietro, che aveva presentato gli stessi problemi. E soprattutto in questa montagnezza, dove ai tempi abbiamo anche denunciato che questa montagnezza butta acqua da quella parte lì ed è molto pericolante. E non hanno fatto mai niente. Questa mattina intanto sono stati fatti rilievi sui festurimetri che erano stati posti all'interno degli edifici proprio per verificare la presenza di ulteriori movimenti. Non ci sono dei particolari movimenti in atto, anzi i festurimetri misurano nessun movimento. Questo è chiaramente qualcosa di positivo. Celebrati questa mattina a Palermo i funerali di Maria Ruzza, la donna di 76 anni morta all'ospedale in Grazia dopo essere stata 8 giorni in una barella. La figlia pretende giustizia. Marco Gullà.
Maria adesso sta bene, non soffre più. Sono le parole del pastore in occasione dei funerali in chiesa evangelica di Maria Ruggia, la donna 76enne morta all'ospedale Ingressia di Palermo dopo essere stata 8 giorni in barella e deceduta dopo aver contratto un'infezione. Le lacrime della figlia sono anche lacrime di rabbia. Ho sbagliato a portare mia madre in quell'ospedale, ha più volte detto. Spero che tutti i sacrifici che noi faremo impegnandoci a diffondere questa triste e brutta notizia possa fare giustizia, e lo dico anche in questo momento di dolore, di quello che noi vogliamo, giustizia anche per la gente che ancora è qui. La procura di Palermo sull'episodio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'ASP, inviando gli ispettori all'Ingressia, vuole condurre un'indagine interna. Il Cimo Sicilia invece sottolinea: in barella per diversi giorni non è un caso isolato, ma la regola, e la colpa non può e non deve ricadere sui medici. Intanto, alla domanda se qualcuno ha formulato delle scuse alla famiglia della vittima, questa è la risposta della figlia. Assolutamente no. Assolutamente no. Ma spero che comunque si scuseranno con Dio, non con me. Un tappeto di salviette per l'igiene e per altri usi domestici ha invaso la spiaggia del litorale palermitano, ecco qua, che da Sant'Erasmo conduce fino alla frazione di Aspra. A portarle sono a migliaia, sono gli scarichi fognari, specie quelli che finiscono nei fiumi Oreto e Eleuterio. Raccontano gli ambientalisti. Nella maggior parte dei casi questi prodotti non sono biodegradabili. Pannolini al posto dei cuscini. È successo all'ospedale San Marco di Catania, ma il primario spiega si trattava di una barella. In nessun pronto soccorso sono previsti cuscini. Lorena Dolci. Ci sono alcuni pazienti che per problemi di cervicale o di dolore al collo richiedono un ulteriore spessore da mettere dietro il collo, e quindi per cercare di aiutare, ribadisco, il paziente, i sociosanitari hanno utilizzato quello come sistema provvisorio, ma non sono previsti guanciali sulle barelle di pronto soccorso. Il primario del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania spiega così questa foto fatta circolare su una denuncia del Codacons, in cui si vedono appunto pannolini al posto dei cuscini. Non è che manca il materiale? No, il materiale c'è assolutamente. Tutto il personale oggi è amareggiato per la notizia che getta ombra sull'efficienza di una struttura che solo stamattina accoglieva 45 persone. Un luogo in cui i pazienti dovrebbero sostare poche ore, ma dove spesso, per carenze negli altri reparti, rimangono bloccati per giorni. Capita, siamo ben attrezzati, ben supportati dall'azienda da questo punto di vista, che ha attivato il servizio mensa anche per il pronto soccorso, quindi sebbene frugale arriva il pasto per tutti gli utenti. Questa è una delle barelle che abbiamo visto in quelle foto? Questa è una delle barelle più sofisticate che abbiamo, che è chiaramente dotata di tutti i comfort, è sollevabile, lavabile, col materasso antidecubito chiaramente lavabile. Però non ha il cuscino? Ovviamente non ha il cuscino. Su richiesta del paziente, che cosa si sarebbe potuto mettere invece del pannolino? In alternativa a quello si possono creare dei supporti, ma sempre in maniera artigianale, perché ripeto non sono attualmente previsti guanciali. Questa è una barella come quella che vediamo nella foto. Anche questo signore voleva un supporto e si è messo però in questo caso il suo cappotto. Palermo, 4 giovani sono ricoverati al Policlinico per le ferite riportate per lo scoppio di petardi artigianali. In particolare uno studente di 16 anni di Palazzo Adriano è in prognosi riservata per le gravi ferite al volto e a una mano. I carabinieri stanno cercando di accertare se sia stato lui ad accendere il mortaretto o lo abbia raccolto non esploso. Intanto a Mister Bianco, come vedete, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 4.000 botti pirotecnici potenzialmente pericolosi e pronti per essere immessi nel mercato in occasione del prossimo Capodanno. A Gela, investigatori al lavoro per risalire al responsabile dell'incendio doloso che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha distrutto 4 auto e causato gravi danni a un edificio. Paura nel quartiere, Gerri Italia.
Chi ha appiccato l'incendio è la domanda a cui stanno cercando di rispondere gli inquirenti dopo il rogo che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha distrutto 4 automobili e danneggiato gravemente un edificio in via Generale Cascino. Le fiamme, divampate intorno alle 4 del mattino, non lasciano dubbi, si tratta di un gesto doloso. Secondo le prime ricostruzioni il fuoco sarebbe partito da un'auto in sosta per poi propagarsi rapidamente alle vetture vicine e lambire le pareti di un edificio causando danni significativi. Gli abitanti della zona, svegliati dal bagliore e dal fumo denso, sono scesi in strada nel panico, temendo il peggio. Sul posto sono intervenuti 2 camion dei vigili del fuoco, una camionetta e 2 volanti dei carabinieri. I pompieri hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato una complessa indagine, tra le piste principali l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare il responsabile. Resta alta comunque la tensione nel quartiere, dove i danni materiali e il timore di nuovi episodi simili hanno lasciato un segno profondo. Le forze dell'ordine continuano a lavorare senza sosta per fare luce su un gesto criminale che da tempo ormai non si registrava in città. Lo spettacolo adesso al Palacongressi di Taormina, emozionante esibizione dei bambini del piccolo coro, una realtà che da 16 anni riceve consensi anche dagli adulti. Orazio Longo. Vestiti di rosa e di bianco, 60 bambini tra i 4 e i 14 anni protagonisti al Teatro del Palazzo dei Congressi di Taormina, con il piccolo coro a intonare Wild Christmas, Joy the World, Caro Gesù Bambino. Sotto la guida del maestro Ivan Lo Giudice si sono esibiti nel tradizionale appuntamento natalizio per il 16° anno consecutivo. Siamo stati molto felici di accogliere il nostro pubblico, il Palacongressi era gremito veramente di tanta gente a festeggiare con noi il Natale e ad ascoltare il nostro viaggio musicale, quello che i nostri bambini hanno proposto. Di una sensibilità, quella delle voci bianche, che assolutamente ci danno ogni giorno motivo di sperimentare nella didattica insieme ai bambini tantissime cose belle, anche attraverso dei progetti solidali. Il piccolo coro Città di Taormina, nato nel 2008, promuove attività musicali come concerti, incisioni discografiche e trasmissioni TV e streaming per scopi di beneficenza. Ha partecipato nel tempo a opere liriche, festival e raduni rivolti alla coralità. Bravissimi i bambini. A Siracusa ancora una standing ovation per Pipino il Breve, la commedia musicale di Tony Cucchiara con protagonista Tuccio Musumeci. Di scena anche stasera al Teatro Massimo, a Catania arriverà a gennaio. Francesco Aloi. Stare all'età mia, va bene, accovacciato su chipere storte e tutte cose, è una tragedia. Il grande Tuccio Musumeci ci scherza su. Tra lui e Pipino il Breve c'è una sorta di amore e odio. Si dice stanco ma allo stesso tempo entusiasta per il grande successo. Ha girato il mondo e le standing ovation non sono mai mancate. Siamo stati 2 volte a Broadway in America, Australia, Argentina, Brasile, Canada. Pipino il Breve va visto almeno una volta nella vita. La storia del re di Francia anziano che trova l'amore nella figlia dei sovrani di Ungheria, Berta. Ma durante il viaggio la ragazza incontra la subdola falista che le somiglia e ne approfitta per scambiarsi a lei. Ti prego, si può, portami cutia, è una proposta che mi alletta assai. Berta, risparmiata alla morte, sarà costretta a sparire e soltanto 7 anni dopo Pipino scoprirà l'inganno grazie ai disegni su una tela tessuta proprio dalla donna. Berta, evviva, il sale salva! Tanti applausi al Teatro Massimo di Siracusa e certamente sarà lo stesso anche al Brancati di Catania dal 4 al 6 gennaio. La grinta di Tuccio, a 90 anni, non passa inosservata. Qual è il segreto? Non lo so neanche io. Se mi chiedete, dice, qual è il segreto? Difatti io ho l'inverno a casa, dove mia moglie, i miei figli, dice, ma ancora Pipino, non ne posso più veramente. Straordinario Tuccio Musumeci. Benissimo, adesso facciamo la nostra pausa, tra poco per il calcio il Palermo che vince contro il Bari e per il momento salva la panchina di Dionisi. Intanto le siciliane di C guardano al mercato per rinforzarlo. State con noi, vi aspettiamo.
Riprendiamo il TG con il calcio. Il Palermo batte il Bari, salva la panchina di Dionisi, ma il successo non soddisfa i tifosi rosanero, che fischiano e contestano squadra e società. Marco Culla. Il Palermo vince ma non convince. 1-0 al Bari al Barbera nel turno di Santo Stefano grazie a questo gol di Leduaron segnato al 41esimo del primo tempo. Seppur la classifica adesso abbia un riflesso diverso con il Palermo che ha agganciato proprio il Bari, i tifosi restano amareggiati e delusi. Una vittoria conquistata con sacrificio e sofferenza. Il Bari ha anche sfiorato il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta la difesa rosanero ha retto grazie anche ad alcuni interventi di Deplanche. Poi a fine partita i fischi del pubblico e Dionisi che non parla in sala stampa. Interviene il DS De Santis che specifica che è una scelta precisa quella di fare scendere in campo la società per fare un bilancio dopo il girone d'andata. È un segnale che non era importante solo oggi ma che è importante anche per il futuro. La continuità di risultati deve essere il nostro obiettivo principale insieme alle prestazioni, perché finisce il girone d'andata, finisce con un bottino di punti che non ci può rendere soddisfatti, ma finisce un girone d'andata con la prospettiva che tra 3 giorni, iniziando quello di ritorno, si possa ottenere di più e si possa riposizionare il Palermo nelle posizioni più alte di classifica che merita. Il Palermo tornerà in campo domenica per sfidare il Cittadella fuori casa per il primo turno del girone di ritorno. Tutte ferme oggi le siciliane di Serie C. Il Catania riprenderà lunedì, il Messina domani. Il mercato incombe soprattutto per il Trapani. Francesco Triolo. Una pausa necessaria per tutte e 3 le siciliane in Serie C per ricaricare le batterie, ma soprattutto per fare il punto, una sorta di mini bilancio della prima parte del campionato, anche per capire come e dove intervenire durante la prossima fase di calciomercato. La sosta natalizia servirà essenzialmente a questo. Il Catania ha staccato la spina dopo la vittoria contro il Sorrento, solo pochi giorni di pausa perché il 5 gennaio si torna in campo, così la squadra di Mimmo Toscano riprenderà la preparazione lunedì prossimo per concentrarsi sul big match contro il Benevento, una partita che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro e gratis proprio domenica 5 gennaio alle 15 dallo Stadio Vigorito, una maxi versione di diretta stadio con 4 ore di trasmissione. A Messina la ripresa del lavoro invece dopo la sosta natalizia è fissata per domani. Modica dovrà verificare le condizioni dell'attaccante Luca Petrungaro che nell'ultima trasferta di Potenza ha accusato un problema di carattere muscolare, ma a preoccupare soprattutto la questione societaria sulla quale vige il massimo silenzio. Quel che trapela è la possibile rivoluzione dirigenziale, ad esempio l'arrivo di un nuovo direttore sportivo essenziale per la fase di mercato, ma niente più. A Trapani invece i cambi sono stati fatti prima del Natale con gli arrivi del DS Pavone e di Ezzolino Capuano in panchina. Adesso ci si concentra sui movimenti in entrata ed uscita. Potrebbe tornare a breve a vestire la maglia granata Marco Toscano, centrocampista trapanese classe 97, attualmente in forza all'Avellino, mentre il bomber Facundo Lescano sarebbe finito nel mirino dello Spezia, una delle battistrada della Serie B e in corsa per la promozione in Serie A. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, il telegiornale torna alle 20 e buon pomeriggio.